Buongiorno a tutti, benvenuti a questo secondo webinar di approfondimento sui bandi del PNRR sulla missione 1 che riguarda tutta la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Sono Luca De Pietro della Regione del Veneto, direttore dell'unità organizzativa e strategia ICT e agenda digitale. E ci siamo trovati venerdì scorso sempre su questo canale Zoom, eravamo in tantissimi, più 460-470 persone, siamo stati molto contenti di questo successo. Oggi il numero è considerevole anche oggi. Oggi entriamo un po' nel vivo di questi bandi, quindi un sincero ringraziamento ai colleghi del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri che anche oggi ci seguiranno e ci daranno il loro supporto tecnico e strategico per raccontarci le finalità e gli obiettivi del PNR, quindi nell'ordine degli interventi Chiara Daneo, Marco Rimoldi e Luca Castro. Come avevamo detto l'altra volta, per noi è un'occasione importante, il PNR è un'occasione che va colta e come ha sottolineato anche il nostro assessore Francesco Calzavara la settimana scorsa, il sistema Veneto si attiva per garantire e supportare tutte le amministrazioni locali nel raggiungimento pieno e completo di questi risultati. Lo facciamo in vario modo. Il primo modo è questa attività di approfondimento conoscitivo, con questi 3 incontri tecnici, il primo di oggi sull'azione 1.2 sul cloud, sui servizi cloud. Lunedì avremo un altro, il 23, quindi il 23 maggio, sempre dalle 10 alle 11, avremo un secondo incontro tecnico che riguarderà i pagamenti digitali, Pago PA detto in maniera semplice, ma la PIO e SPID, e venerdì 27 il terzo che riguarderà invece tutto il tema dei portali dei comuni e dei servizi digitali dei comuni. Quindi ci siamo attivati grazie soprattutto, e devo veramente fare un ringraziamento sincero anche alla rete di collaborazione, al nostro modello di governance che si è attivato subito per supportare questa importante sfida per il Veneto, in particolare penso ad Ancivento e soprattutto ai SAD, ai soggetti aggregatori digitali, a questi soggetti che assieme a noi stanno portando avanti negli ultimi anni, grazie anche ad altre risorse delle PORFESR regionali, importanti progetti di trasformazione digitale sul territorio. Quindi grazie ai SAD, grazie ad Anci Veneto, grazie alla Consulta dei Piccoli Comuni, grazie anche a Veneto Innovazione che ci dà un supporto tecnico operativo importante per finalizzare questi incontri. Quindi incontri di approfondimento, metteremo come sempre a disposizione le nostre piattaforme abilitanti che abbiamo sviluppato in questi anni e che condividiamo ovviamente molto volentieri con tutto il territorio regionale ma anche fuori da questo territorio con dinamiche di riuso. Abbiamo attivato le cosiddette nostre reti per la transizione digitale, anche la rete degli RTD che abbiamo recentemente costituito e per noi rappresenta un asset importante per valorizzare questi progetti di cambiamento. Assieme ad ANCI abbiamo attivato per un paio di ore al giorno uno sportello per la transizione digitale, cioè uno sportello, un paio di persone che aiuteranno i comuni nel realizzare le domande e un'attività di facilitazione operativa verso le amministrazioni. E cosa importante, stiamo avviando, come abbiamo detto l'altra volta, un'indagine di mercato per favorire e coinvolgere anche gli operatori. L'abbiamo detto più volte, processi così importanti, così anche ampi dal punto di vista dei risultati da ottenere in tempi così ristretti si possono ottenere solo con un pieno coinvolgimento del mercato. Per cui avvieremo nelle prossime settimane un'indagine di mercato per in qualche modo consolidare questa partnership con tutti gli operatori che lavorano nei comuni sulle nostre piattaforme abilitanti in modo tale da definire standard di intervento, tariffe standard, tempi di intervento e permettere quindi poi alle singole amministrazioni di avviare procedure di acquisizione di servizi sempre più snelle, più veloci e quindi raggiungere nel più breve tempo possibile anche questi importanti obiettivi che il PNR ci attribuisce e che in qualche modo ci pone nei prossimi 18 mesi, 24 mesi. Tutto questo lo facciamo ovviamente all'interno di un solco di attività che continua perché si somma a quello che facevamo prima, questo però non è un limite ma è la vera sfida, dobbiamo cercare di, e lo stiamo facendo grazie anche a un'interlocuzione molto importante col Dipartimento, dare un senso unico, a una strategia unica che da diversi anni come Regione Veneto stiamo portando avanti. Il ruolo delle amministrazioni locali è un ruolo fondamentale nella trasformazione digitale perché migliorare i servizi digitali alle amministrazioni locali significa migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini, quindi su questo siamo tutti impegnati. Quindi con me a fare un po' da facilitatore e moderatore di questa giornata, visto anche le innumerevoli poi domande che riceveremo e che abbiamo già ricevuto nel corso, venerdì scorso, ma anche in corso di questa settimana, c'è il dottor Antonino Mola che mi dà una mano
tecnica e un supporto operativo strategico molto importante. Quindi dopo questa brevissima premessa veramente lascerei la parola ai colleghi del Dipartimento, in particolare a Chiara Daneo, che ci illustra brevemente un po' la missione 1.4 sul tema della digitalizzazione, e poi entriamo nel vivo del bando 1.2 abilitazione e facilitazione migrazione a cloud. A te, Chiara. Chiara, il microfono spento. Un grande classico. Buongiorno a tutti, grazie mille Luca De Pietro per questa introduzione, grazie mille davvero a Regione Veneto per questa serie di incontri, ma soprattutto davvero per tutto il supporto, tutta la cooperazione istituzionale che sta attuando davvero al massimo livello per far sì che i comuni riescano ad accedere ai finanziamenti PNRR, quindi a queste straordinarie possibilità. Quindi davvero un ringraziamento non formale, ma davvero di cuore. Allora, mio compito oggi è introdurvi una piccola sintesi, darvi una piccola sintesi delle misure PNRR aperte. Parliamo della digitalizzazione dei comuni, per lasciare poi uno spazio invece più sostanzioso alla misura 1.2, la migrazione al cloud, che è l'oggetto del webinar di oggi. Grazie mille Luciano. In questa slide vedete riassunte quelle che sono queste iniziative di digitalizzazione. Partendo dall'alto abbiamo 2 piattaforme condivise, di cui i comuni non sono diretti, non saranno direttamente finanziati per queste piattaforme, ma queste piattaforme sono realizzate proprio nell'ottica di aiutarli a lavorare in una maniera sempre più efficiente ed efficace. La PDND, in particolare la piattaforma digitale nazionale dati, che vedrà la luce in autunno, in questo momento è in fase di sperimentazione da parte di alcuni enti centrali e locali. Si tratta di una piattaforma di interoperabilità, quindi che ha l'obiettivo di realizzare l'interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni. In questo momento vedrà la luce proponendo 34 basi dati che sono di proprietà di 18 enti, ma naturalmente poi l'obiettivo è di renderla sempre più funzionale alle esigenze degli enti. La piattaforma notifiche, anche questa è una piattaforma condivisa che vedrà la luce in autunno, è una piattaforma che vedrà la digitalizzazione di tutti quegli avvisi che normalmente gli enti, soprattutto i comuni, devono mandare in forma cartacea, quindi con un dispendio di costi notevoli e anche con un dispendio di tempo e di lavoro. Quindi la digitalizzazione degli atti mandati dalle amministrazioni. L'esempio classico sono i tributi e le multe, ma naturalmente non solo. Nella seconda parte, diciamo, di questa nostra... se puoi andare ancora indietro, Luciano? Grazie mille. Vedete in arancione gli avvisi che attualmente sono aperti. In particolare oggi dicevamo il focus è sulla migrazione al cloud, di cui parleremo tra pochissimo. Vedete qui anche tra i processi e infrastrutture lo sportello digitale unico o Single Digital Gateway, che è un progetto europeo volto alla digitalizzazione di 21 procedure, digitalizzazione e standardizzazione di 21 procedure per i cittadini europei transfrontalieri. Quindi anche qui è un progetto gestito da Agid e che servirà per semplificare la vita dei cittadini europei attraverso 21 servizi ritenuti strategici. Qui invece nella parte finale, nella parte in basso, vedete strumenti e servizi che sono oggetto di avvisi attualmente aperti. PagoPA e Appio sono 2 avvisi attualmente aperti per implementare il numero di servizi che già utilizzano i comuni attraverso queste due piattaforme, quella di PagoPA e quella dell'Appio. L'esperienza dei servizi pubblici invece si riferisce a un avviso attualmente aperto, 141, per migliorare l'esperienza dei siti web per i cittadini, esperienza quindi dei siti e dei servizi digitali che i cittadini possono fruire. E infine identità digitale volto a implementare l'accesso con SPID e CIE per i portali istituzionali dei comuni. Io andrei avanti. Bene,
Un brevissimo accenno alla semplificazione della gestione amministrativa che abbiamo provato a portare per consentire a tutte le pubbliche amministrazioni, in particolare a comuni, a scuole, aziende sanitarie, aziende ospedaliere, di accedere agli avvisi PNRR. Abbiamo studiato queste che si chiamano soluzioni standard e quindi sono una misura, uno strumento per semplificare appunto l'accesso agli avvisi. Che cosa si trovano già oggi i comuni a vedere nella nostra piattaforma PIA Digitale 2026? Possono accedere alla piattaforma, a un'area riservata, e si trovano davanti degli avvisi e possono, e andrei avanti Luciano, grazie. Si trovano davanti in questa piattaforma degli avvisi in cui possono configurare i pacchetti specifici sulla base delle proprie esigenze. Per esempio, lo vedrete tra poco, il tipo di migrazione che vogliono fare, naturalmente la dimensione del proprio comune, eccetera. Quindi i comuni in questo momento non si trovano a dover presentare dei progetti, ma si trovano ad aderire a una piattaforma in cui in pochi passaggi, tenete presente che il tempo medio di candidatura è di 50 minuti e alcune volte la candidatura viene effettuata anche in molto meno tempo, quindi in pochi passaggi è possibile presentare la propria candidatura. Inoltre la rendicontazione sarà fortemente semplificata perché sarà per lump sum, ovvero i comuni si troveranno a ricevere degli importi forfettari, non dovranno rendicontare a costi reali. Quindi queste misure standard e questa piattaforma sono due strumenti messi a disposizione dei comuni per favorire la massima partecipazione. Ricordo infine che è importante, sarà necessaria la firma del legale rappresentante e che sempre dall'area riservata i comuni potranno gestire e monitorare lo stato della propria candidatura. Lascio a Luciano proseguire per la parte della migrazione al cloud. Perfetto, Chiara. Prima che prenda la parola Luciano, soltanto una precisazione: come avete visto stiamo registrando il webinar perché così lo possiamo poi mettere a disposizione di tutti sul nostro canale YouTube di Agenda Digitale del Veneto e quindi permettere anche a chi oggi non è collegato di rivederlo con calma nei prossimi giorni. A te Luciano. Grazie mille Chiara, grazie mille Luca. Allora, entriamo nel vivo di quello che è la migrazione al cloud e della misura 1.2. Prima di cominciare a parlare proprio della misura e di quelli che sono i suoi effetti, come muoverci, vediamo un attimo di comprendere quali siano le caratteristiche del cloud e perché il cloud è necessario. Ci sono tre elementi fondamentali che sono quelli che ci portano a comprendere perché ci migriamo verso il cloud, perché nasce questa misura. Il cloud è un sistema infrastrutturale che prima di tutto permette di avere un sistema scalabile, elastico ed espandibile, a differenza di quelli che sono i sistemi attualmente on-premise, dove acquisto un hardware e mantengo quell'hardware nel corso del tempo. Grazie alla caratteristica proprio di espandibilità, alla sua caratteristica di essere resiliente e molto più sicuro rispetto ad altri sistemi, è un sistema che è ottimizzato, un'infrastruttura ottimizzata che può essere cresciuta on demand e self-service, quindi posso acquistarla quando ne ho bisogno e tanto quanto io ne ho bisogno. Questo porta all'ultimo elemento, che è quello di una razionalizzazione dei costi. Potendo utilizzare solo ciò di cui ho bisogno quando ne ho bisogno, il modello tipico è quello di un pay per use, quindi che mi permette di andare a pagare e a consumare le risorse di cui ho effettivamente bisogno all'interno di un sistema che è sicuramente molto più sicuro. Queste sono le caratteristiche generali del cloud che si inseriscono all'interno di quella che è definita la strategia Cloud Italia, ossia la direttrice che muove come viene implementato il cloud nazionale. La strategia Cloud Italia si fonda su tre pilastri principali, che sono la classificazione dei dati e dei servizi, la qualificazione dei servizi cloud e in ultimo il polo strategico nazionale. Partiamo dal primo. Quando parliamo di classificazione dei dati e dei servizi, parliamo proprio della categorizzazione dei dati che sono attualmente presso gli enti
a seconda di 3 direttrici che poi vedremo nel dettaglio, ma tanto per darci un'idea. La classificazione ci va quindi a definire i dati che abbiamo in possesso come ordinari, critici o strategici. I dati ordinari sono dati la cui compromissione non comporta un danno grave per l'ente, i critici ovviamente comporta un danno grave per l'ente. I dati strategici sono dati che hanno un'importanza, una rilevanza nazionale. La classificazione dei dati quindi si basa sull'impatto che ha una possibile compromissione di quel dato. E questo deve essere fatto da tutti gli enti, quindi il percorso di classificazione. Basandoci sulla classificazione, quindi su quelli che sono i dati che noi abbiamo, segue nella stessa direttrice quella che è la qualificazione dei servizi, ossia a seconda della tipologia di dato che io ho a disposizione, della tipologia di dato che mi trovo a trattare, dovrò andare a collocare quel dato, a ospitare quel dato all'interno di determinati servizi cloud che lo possono ospitare. Quindi mi troverò per esempio ad avere un servizio cloud qualificato per i miei dati ordinari e così via, con criteri sempre più restringenti, fino ad arrivare al terzo pilastro, che è proprio quello del polo strategico nazionale, che va a servire quelle tipologie di dati che sono i dati strategici e che hanno una rilevanza per la sicurezza nazionale. Come si cala questo nel contesto dell'ente e nel contesto dell'avviso? Gli enti che si troveranno a partecipare all'avviso della misura 1.2 si troveranno a fare 2 passaggi. Nel primo step gli verrà chiesto di classificare i dati. La classificazione, l'attore istituzionale che ha l'ownership della classificazione è l'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza. Insieme a loro abbiamo lavorato per creare un processo di classificazione che fosse il più semplice possibile, permettendo all'ente nel momento di adesione di poter selezionare da una lista di servizi. E questa lista di servizi guida l'ente durante il percorso di classificazione per renderli il più facile possibile e più semplice possibile durante il percorso. Sta di fatto che durante il percorso di adesione l'ente si troverà a classificare i propri dati. All'interno dello stesso identico percorso, una volta classificati i dati, si troverà a poter completare un piano di migrazione, dove l'unica cosa che verrà chiesto di fare è quella di selezionare i servizi che devono essere migrati, sempre da una lista di servizi che vengono offerti. Poi vedremo in dettaglio come questa cosa si struttura. E poi selezionando, oltre il servizio, quale sia la modalità di migrazione che viene indicata per quel tipo di servizio. Quindi è estremamente semplice e lineare. Come abbiamo visto prima, velocissimamente ricapitolando, quelli che sono le 3 tipologie di dati della classificazione, quindi quelli strategici, critici e ordinari. Mi preme segnalare, come avrete poi modo di vedere nel momento in cui fate la classificazione, che per i comuni i dati sono nel 99,9% dei casi i dati ordinari, e proprio per facilitare il percorso di migrazione e di classificazione, insieme ad ACN abbiamo già preclassificato tutta la lista di servizi che saranno a disposizione dell'ente, in modo che l'ente, se lo reputa necessario, può eliminare dalla lista i servizi che ha a disposizione in quel momento, ne può anche aggiungere di altri, ma crediamo che siano quelli 95 che sono già presenti, vadano a comprendere una larga maggioranza dei servizi tuttora esistenti. Entriamo nel vivo della misura 1.2. La misura 1.2, che è quella che si occupa della migrazione verso il cloud, ha come scopo la migrazione da infrastrutture on-premise o infrastrutture che siano comunque non qualificate verso infrastrutture cloud qualificate. Come avviene questo processo di migrazione? Come stavo anticipando, l'ente si troverà a scegliere, dopo aver effettuato la classificazione all'interno del portale PA Digitale 2026, si troverà sempre nello stesso processo, a poter scegliere da una lista di 95 servizi. Selezionando i servizi che vorrà migrare, e la selezione viene data a seconda della dimensione dell'ente, come vedremo nelle slide successive, viene dato un range di servizi che ogni ente può migrare, quindi gli enti sotto i 20.000 abitanti, per esempio, avranno da 11 a 14 servizi da migrare, che potranno essere selezionati da questa lista di 95 servizi. Quindi verranno selezionati i servizi da migrare, verrà indicata la tipologia di migrazione
E sulla base di questi due valori, quindi del numero di servizi che vengono migrati e della tipologia di migrazione selezionata, vengono di conseguenza calcolati gli importi. È importante sottolineare due cose. La prima è che tutte le attività che sono partite o che sono state da avviare o avviate a partire dal 1° febbraio 2020 sono comprese all'interno di questo finanziamento. Quindi se io ho già effettuato la migrazione dei miei servizi, posso essere finanziato per quei servizi per gli stessi identici importi che noi vediamo e che vedremo tra poco e che sono quelli compresi all'interno del bando. Il secondo elemento fondamentale è il cronoprogramma o le tempistiche di adesione. Dal momento in cui viene creato il decreto di finanziamento, l'ente ha da 6 a 9 mesi, a seconda poi della dimensione dell'ente, questo lo vediamo in dettaglio nella slide successiva, comunque c'è un primo periodo che varia da 6 a 9 mesi, entro il quale l'ente deve ingaggiare il o i fornitori per la migrazione dei servizi. I fornitori perché ovviamente avendo una serie di servizi che devono essere migrati, l'ente può selezionare più di un fornitore per effettuare la migrazione. Una volta selezionato il fornitore, ha da 15 a 18 mesi, quindi indicativamente a seconda della dimensione dell'ente, per effettuare l'intero processo di migrazione. Vediamo adesso in dettaglio, per ognuna delle fasce di appartenenza, quelle che sono le caratteristiche. Quindi, per esempio, partendo dalla colonna sinistra, possiamo vedere il numero di abitanti che ci sono in ogni singola fascia. Quindi io mi troverò un comune, per esempio, sotto i 2500 abitanti, che deve migrare da 7 a 9 servizi, un range da 7 a 9 servizi, all'interno di quella lista di 95 servizi di cui stavamo parlando prima. Nel caso in cui il comune sotto i 2500 abitanti decide di migrare 9 servizi e quei 9 servizi vengano tutti migrati con la modalità di migrazione aggiornamento dei sistemi cloud in sicurezza, che è la seconda modalità di migrazione, l'importo finanziabile è di 41.427 euro. Questo importo finanziabile copre il supporto per la migrazione e la formazione. Il canone cloud invece per il primo anno di servizio è escluso da questo conteggio ed è a parte, come possiamo vedere nella quarta colonna. In questo caso, nel caso del comune sotto i 2.500 abitanti, è di 6.000 euro il canone cloud per il primo anno. Successivamente abbiamo, come stavo anticipando prima, i due elementi del cronoprogramma. Il primo elemento è l'ingaggio, il periodo di ingaggio del fornitore, che varia da 6 a 9 mesi a seconda della dimensione dell'ente. E il secondo è il periodo entro il quale deve essere completata la migrazione, che varia da 15 a 18 mesi. L'elapsed totale, quindi, di migrazione del percorso è di va da 21 a 27 mesi, a seconda della dimensione dell'ente. Torniamo un attimo a parlare di quello che è il primo passaggio fondamentale all'interno del percorso di adesione, che è quello della classificazione dei dati e dei servizi. Tutti gli enti devono effettuare la classificazione dei propri dati entro e non oltre il 18 luglio 2022. Per garantire questo processo, come stavo accennando prima, abbiamo creato una struttura che va a guidare l'ente con un sistema di servizi già preclassificati in modo a semplificare il processo. Qualora l'ente si trovasse ad accettare, a confermare i servizi che sono stati preclassificati oppure a semplicemente eliminare da quella lista quelli che considera non essere all'interno del proprio scopo, il percorso di classificazione è pressoché automatico. Diverso è il caso in cui l'ente voglia aggiungere dei nuovi servizi durante questo percorso di classificazione. In tal caso il processo prevede l'ingaggio dell'Agenzia per la Cybersicurezza che dovrà valutare la conformità di questi nuovi servizi e quindi la tipologia di dato di cui stiamo parlando. In questo caso l'Agenzia Nazionale ACN ha 90 giorni per dare una risposta. Riassumiamo quindi quei passaggi che abbiamo visto finora. Primo passo, quando si entra su PA Digitale 2026 per completare il percorso di adesione, è effettuare questa classificazione dei dati con i servizi già preconfigurati, preclassificati in questo elemento che viene guidato.
Se sono corretti, poi è possibile procedere. Se i servizi preclassificati non sono attualmente presenti, ma lo saranno in un futuro per l'ente, è possibile lasciarli comunque. Possono essere eliminati dai servizi e, in alternativa, possono essere anche aggiunti. In questo caso, come dicevo, richiederà un ulteriore tempo per ACN, eventualmente per valutare il servizio. Una volta inviata la classificazione, se mantiene quella preclassificata è pressoché automatica, nell'altro caso ci sono circa 90 giorni. All'interno del portale PA Digitale 2026, comunque, in entrambi i casi per il processo di classificazione, è sempre possibile ricevere aggiornamenti e vedere lo stato della propria classificazione. Qui abbiamo finito con la prima parte di presentazione e se voi siete d'accordo, Marco e Luca, magari mi muoverei su quelle che sono le domande che erano già... È un'ottima idea, Luciano, procedi pure così diamo anche un feedback a chi la settimana scorsa aveva già fatto delle domande sul mondo cloud, quindi beviamo un sorso d'acqua e siamo pronti per la seconda fase. Perfetto. Allora, mi muovo qui a rispondere progressivamente a quelle che sono le domande che sono pervenute dall'ultima volta e che raggruppano un po' quelle che sono anche le domande più frequenti che ci arrivano perché sollevano quei problemi che di solito ci troviamo ad affrontare ogni volta che si parla o di migrazione o di classificazione. Partiamo dalla prima. Se un comune partecipa ad un avviso, ad esempio di migrazione al cloud, prevede di migrare X servizi, ma per qualche motivo riuscirà a migrarne solamente X-1, quindi un totale inferiore, è possibile rendicontare solo i servizi migrati e non gli iniziali ipotizzati? No, non è possibile. Nel momento in cui l'ente si trova ad effettuare il percorso e a definire il piano di migrazione e quindi ad avere il decreto di finanziamento, il numero totale di servizi che sono stati definiti nel piano di migrazione deve essere il numero di servizi che poi vengono completati. Può eventualmente decidere in una seconda istanza di non partecipare più, però nel caso in cui decide di procedere con il finanziamento e quant'altro, il numero di servizi definiti all'origine deve essere il numero di servizi che vengono completati alla fine, in toto. Vado alla seconda domanda. Se un comune sta programmando il passaggio dei propri applicativi dall'attuale cloud ad una piattaforma cloud più performante ed in possesso di tutte le certificazioni richieste dalla normativa, può partecipare all'avviso? La domanda qui si riallaccia direttamente a quella che è la strategia cloud e quindi mi vorrei prendere un attimo per spiegare qual è la direttrice su cui ci muoviamo in modo poi da interpretare anche quelle successive. Qualora l'obiettivo del PNRR è quello di effettuare una migrazione che porti in sicurezza quelle che sono le infrastrutture e gli ambienti attualmente che l'ente ha per erogare i propri servizi ICT. Questo significa che, tra le altre cose, all'interno della strategia cloud è previsto, strategia cloud Italia, è previsto avere più modalità di migrazione. Io posso effettuare quello che tecnicamente viene chiamato un semplice lift and shift, ossia io prendo le mie infrastrutture e le muovo sic et simpliciter verso il cloud, oppure effettuo un aggiornamento anche applicativo per utilizzare al meglio quelle che sono le caratteristiche di un'infrastruttura cloud. Molto spesso questi passaggi non avvengono linearmente, ossia io magari mi trovo un applicativo e un sistema on-premise, faccio un primo passo verso il lift and shift, quindi lo porto in cloud e successivamente faccio un secondo passaggio con un aggiornamento applicativo verso un sistema cloud più performante, per esempio un PaaS o un SaaS. Che significa questo? Che entrambi i momenti ed entrambi i passaggi sono coperti dalla tipologia di finanziamento, dalla tipologia di erogazione. Il punto fondamentale è che devono essere sistemi e movimenti di migrazione che siano sempre migliorativi verso una struttura, una piattaforma cloud che vada a rispettare la linea e la direttrice della strategia cloud. Quindi, se io mi trovo dall'on-premise e vado verso uno IaaS, è possibile. Se mi trovo su uno IaaS e vado per esempio verso un PaaS o verso un sistema comunque più qualificante, è possibile. Non sarà possibile, ovviamente, se io mi trovo su un SaaS qualificato, per dare un esempio concreto, se mi trovo su un SaaS qualificato e mi muovo verso un altro SaaS qualificato, perché in questo caso l'unico movimento che sto facendo non è migliorativo dal punto di vista infrastrutturale. E il PNRR non offre, in questo caso, la possibilità del finanziamento perché l'obiettivo del PNRR è quello di garantire che le infrastrutture on-premise o presenti verso sistemi
non qualificati si muovano in sicurezza. Quindi questo è lo scopo del PNRR, non è l'aggiornamento applicativo. Quindi in questo caso, per rispondere alla domanda, dipende da qual è l'origine, dipende da qual è la destinazione. È fattibile perché esistono dei processi di migrazione che sono tollerati e sono presenti all'interno della strategia Cloud Italia. Qualora non sia un percorso migliorativo rispetto all'infrastruttura attualmente esistente, è qualcosa che esula dallo scopo dell'1.2, che ha come scopo la migrazione verso il cloud. Vado verso la terza domanda. Quali sono le tipologie di servizi previste dall'avviso? Ad esempio, è possibile inserire la migrazione del software e la documentazione dematerializzata. Allora, ci sono tutta una serie di servizi compresi all'interno dell'1.2, sono 95 servizi. È bene ed è importante anche qui puntualizzare su qual è lo scopo, sempre del PNRR e dell'1.2. È la migrazione di quelli che sono i servizi digitali. Quindi, per esempio, non è compreso il percorso di dematerializzazione dalla carta verso il digitale, di un processo che non è esistente. Può essere compreso la migrazione di un processo che ha un livello di informatizzazione molto basilare e che voglio, per esempio, muoverlo verso un cloud molto più performante, come può essere un SaaS. Però non è compreso un percorso che parta dal non avere il processo digitale fino ad avere quel processo digitale. Si è detto che la migrazione in cloud può essere lift and shift o di aggiornamento in pass. Quali sono le condizioni per poter accedere alla seconda opzione, che gode di un finanziamento decisamente più importante? È sufficiente che il software sia sul marketplace di Agid. Per accedere alla seconda tipologia di migrazione è richiesto, quindi quando parliamo di aggiornamento, è richiesto che vengano prese in considerazione le modalità di migrazione indicate dalla strategia come repurchase, replatform e rearchitect. Ossia, io mi muovo verso soluzioni SaaS, quindi vado a comprare una soluzione nuova con una migrazione, oppure ho un percorso di modifica del mio applicativo per adattarlo a una soluzione cloud nativa. In sostanza, tutto ciò che non è semplicemente una movimentazione fisica della macchina, quindi tutto ciò che non è un lift and shift puro. È sufficiente che il software sia sul marketplace di Agid? Sì e no, nel senso che, come sappiamo, devono essere necessariamente presenti all'interno del marketplace di Agid ed è uno dei requisiti. Ci sono altri requisiti che vengono richiesti dal bando, come per esempio il DNSH. Quindi ci sono varie regolamentazioni che devono essere rispettate per procedere poi successivamente con gli acquisti. Riguardo il cloud sono preposti due modelli di migrazione, trasferimento e aggiornamento. Se un comune ha già migrato i servizi nell'ambito del modello di trasferimento a partire da data corretta, può chiedere il finanziamento o deve fare anche il modello di aggiornamento? Può essere effettuato, allora, intanto la modalità di migrazione viene selezionata con il livello di granularità che è quello del servizio. Ossia, se io ho da migrare 11 servizi, per ognuno di quegli 11 servizi posso andare a selezionare una modalità di migrazione piuttosto che un'altra. E non ho necessità, una volta che ho completato quel percorso di migrazione, di selezionare la modalità più avanzata, ossia se io faccio semplicemente il trasferimento, per esempio, dei tributi maggiori, non devo poi fare l'aggiornamento, è sufficiente aver completato il percorso di trasferimento. Quindi, per rispondere alla domanda, è sufficiente uno dei due modelli e il livello di granularità che viene selezionato è una modalità di migrazione per ogni tipologia di servizio. Ovviamente possono essere scelte le stesse per tutti o modificate a seconda della tipologia di servizio. Nel caso in cui un comune ha già alcuni servizi in cloud con diversi fornitori, è possibile ingaggiare diversi fornitori oppure tutti i servizi che migrano in cloud devono essere forniti da un unico fornitore? No, è possibile avere non solo fornitori differenti per il percorso di migrazione, ma è ovviamente possibile avere anche CSP, cioè Cloud Service Provider, differenti a seconda della tipologia di servizio. Quindi è compreso il fatto ovviamente di avere più forniture attive per differenti tipologie di servizio. Possono essere finanziate attività di formazione interna del personale in ambito digitale, sono tutte quelle possono essere finanziate tutte quelle che sono comprese all'interno del percorso di migrazione e inerenti al percorso di migrazione.
Ho finito con, diciamo, il set di domande che c'erano pervenute dall'altra volta, quindi... Grazie veramente Luciano. Io direi che possiamo pensare adesso, invece di cominciare a leggere le domande numerose che sono arrivate, chiedo magari a Antonino che c'era una domanda che facile, che forse i beneficiari di questa azione sono solo i comuni? Allora, per la 1.2 noi abbiamo 3 attori, che sono i soggetti attuatori, sono 3. Noi abbiamo i comuni, le scuole, che sono 2 bandi che sono già partiti, il 19 e il 26 aprile, e poi avremo anche le ASL e le aziende ospedaliere, con un prossimo bando che verrà aperto probabilmente durante l'estate. Perfetto. Perdonami Luca, siccome avevo visto già la volta scorsa, anche adesso, c'era qualche IPAB invece che chiedeva se anche loro sono destinatari dei fondi o saranno nei futuri inseriti in quelle delle aziende sanitarie, ad esempio. Scusate, potete ripetere la domanda? No, c'era qualche IPAB che chiedeva se anche loro sono destinatarie dei fondi o potranno partecipare a questi bandi. Oppure io aggiungo, visto che adesso hai accennato che partiranno nel futuro quelle delle aziende sanitarie, se eventualmente se non sono comprese in queste, se saranno comprese in quelle delle aziende sanitarie. Allora no, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza non sono comprese all'interno della 1.2, quindi sono comprese unicamente le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere. Va bene Luca, allora vuoi che provo a elencare le domande che sono pervenute? Proviamo, visto che Sì, continua dai, ad arrivare. andiamo così rispondiamo un po' di altre domande. Ottimo. Allora, una domanda, la prima domanda è questa. Come deve intendersi la voce descrizione servizio per quanto attiene al processo di migrazione al cloud? Va implementata in toto o è sufficiente che alcune funzioni del servizio vengano interessate dal progetto? Ad esempio, per il servizio di produttività individuale, nel caso si portassero in cloud le componenti di social collaboration, di creazione, modifica, condivisione di documenti, presentazione e fogli di calcolo, ma non la posta, si avrebbe comunque titolo per poter fare la domanda di finanziamento? In pratica, un progetto che prevede un parziale e non totale trasferimento in cloud del servizio può candidarsi al finanziamento? È un po' complicata, ma spero che... La domanda mi è chiara. Allora, intanto, sempre per rifarci allo scopo della migrazione, allora, il problema sostanziale per cui si è deciso di intervenire con l'1.2 è che i sistemi che sono on-premise sono sistemi che non sono sicuri. Quindi, fatto salvo questo, non è possibile prevedere che rimangano o che rimarranno sistemi on-premise. Lo scopo dell'1.2 è proprio aiutare e favorire questo processo di migrazione e di aggiornamento delle infrastrutture. Detto questo, se viene fatta per la produttività individuale il percorso di migrazione, non può essere lasciato qualcosa indietro. Quindi si parla di full migration e deve essere compreso tutto l'asset ICT tecnico e tecnologico in quel percorso di migrazione. La prossima la leggo io, così ci alterniamo. Alcuni servizi comunali sono gestiti senza l'utilizzo di specifici applicativi informatici, ma con l'utilizzo di semplici file Word, Excel, eccetera. È possibile qualificare tali servizi in cloud con la migrazione in cloud dei suddetti file di lavoro necessari per gestire il servizio comunale? Allora, quali siano, indipendentemente da quali siano i processi, io non mi sentirei personalmente di sconsigliare di gestire i processi comunali con dei file Excel, ma questo è solamente un'opinione personale. Qualsiasi siano i processi attualmente, i sistemi tecnologici che sottendono l'erogazione dei servizi, sono sistemi che possono essere migrati verso il cloud. Ovviamente, coglierei l'occasione, in questo caso, se vengono utilizzati sistemi che sono tuttora digitali, ma diciamo molto manuali, coglierei l'occasione per effettuare quello che è il repurchase, ossia andare ad acquistare soluzioni orientate al cloud come il SaaS,
che potranno sostituire quindi dei processi che attualmente sono prettamente manuali e con un livello di digitalizzazione molto basso. Allora facciamo una io, una te, Luca. Vai. Questa l'abbiamo già fatto. Nel caso sia necessario qualificare il servizio SaaS, deve esserlo al momento della domanda di finanziamento oppure al momento della comunicazione di fine attività? Un comune, e questa è un'altra domanda, intanto mi fermo a questa, Luciano. Potresti rileggere la prima parte, scusami che l'ho persa. Sì, allora la domanda è se il servizio SaaS a cui io migro o il servizio deve essere già qualificato al momento in cui faccio la domanda o se deve essere qualificato nel momento in cui ho concluso il processo di migrazione. Allora, diciamo, la destinazione deve essere una destinazione qualificata. Quindi quando i dati saranno contenuti all'interno della destinazione, la destinazione deve essere una destinazione qualificata, perché altrimenti sarebbe tra le altre cose contro l'attuale normativa. Insomma. Quindi questo poi rientra all'interno della gestione del singolo, nel comprendere se e quando, come avvenga il processo di gestione e i rischi che vogliono essere corsi nel gestire questo processo. Di fatto però, nel momento in cui avviene una migrazione dei dati di un ente, i dati da destinazione che verranno contenuti nella destinazione devono essere contenuti all'interno della destinazione qualificata. Scusa, su questo se posso, Luciano, perché poi in Guarda. parallelo magari qualche, non in questa webinar, ma qualche comune se non ha posto questa domanda, così magari la completo o magari poi mi correggi. Allora, nel momento in cui si aderisce all'avviso e quindi poi si ottiene, dopo quello che sapete, i tempi, la conferma del finanziamento, poi ci sono gli X mesi che ci ha fatto vedere Luciano, no, per la scelta del fornitore. In questo periodo, quindi fino alla scelta del fornitore, diciamo la parte di destinazione, quindi ad esempio anche CSP, non dovranno essere identificati, non devono essere dati al momento iniziale, ma nel momento in cui poi io, nei mesi in cui comunicherò qual è poi il mio fornitore che ho scelto, per esempio il mio CSP finale, in quel momento quel CSP dovrà essere in quel momento un CSP che ha ottenuto le relative qualificazioni, quindi a Marketplace Agile. Quindi non ho il full tutto il periodo, o nel momento in cui scelgo il fornitore che, come ha detto e ricordato perfettamente Luciano, va da 6 a 9 mesi a seconda della dimensione. Quindi c'è tempo, non è nel momento dell'adesione, però poi quando indicherò il fornitore, perché dovrò dire dov'è il CSP, qual è il fornitore, quindi in quel caso dovranno essere abilitati e qualificati, per meglio dire, dal Marketplace Agile. Corretto, Luciano? Assolutamente sì. Ci sono alcune una domanda chiede se i fondi sono, ma lei ha spiegato prima, per le società in house e non sono per le società in house, ma chiede in che ruolo potrebbero avere le società in house. Un'altra domanda molto generica dice perché il cloud dovrebbe essere più sicuro, e la terza domanda che ne ho raggruppate alcune è quanto importante, che tipo di rete bisogna avere per poi utilizzare questi servizi cloud? Va bene, c'è chi dice ma bisogna avere la fibra, va bene anche la DSL o quant'altro? Ok, magari scusa, parto io su quella dell'in-house, poi quella un po' più ovviamente tecnica, ripasso la parola al buon Luciano. Allora, come hai già ricordato tu Luca, destinatari, quindi soggetti attuatori di questi avvisi sono, in questo momento stiamo parlando di comuni, poi abbiamo visto che su cloud ci sono anche scuole e sanità locali, ma parliamo dei comuni, quindi non sono loro i soggetti attuatori, sono loro che fanno l'adesione, sono loro che ottengono finanziamento e sono loro che poi all'interno del finanziamento decideranno qual è il fornitore e qual è la scelta che faranno secondo quello che è la normale procedura degli appalti. All'interno dell'in-house quindi poi le situazioni sono molto diverse, no? Perché poi adesso oggi stiamo facendo un webinar all'interno di una regione ovviamente dove abbiamo una situazione di un house di un certo tipo, in altre regioni ce ne sono degli altri e quindi ogni singola situazione va vista e capita, perché l'in-house possono essere socio unico le regioni e c'è una situazione diversa, possono essere partecipate dai comuni e c'è una situazione diversa, quindi in generale quello che noi al di là di affrontare poi con ogni singola situazione e quindi
faccio poi ovviamente l'invito, anzi ne approfitto per ricordare, poi magari metto in chat anche il mio indirizzo mail per eventuali confronti su situazioni più puntuali, visto che io seguo il Nord-Est. In generale quello che diamo come indicazione vale un po' la normale logica dei codici degli appalti, quindi alla fine una volta che il finanziamento poi arriva al comune si deve rifare a quella che è la logica appalti nella gestione di questa casistica. Però ripeto, metto in mail direttamente il mio contatto, quindi ci sono anche in-house territoriali del Veneto più specifiche che non ho ancora avuto modo di parlare in queste prime settimane, ovviamente sono a disposizione, poi sempre nella massima collaborazione, come abbiamo detto all'inizio, con la Regione, perché stiamo lavorando a braccetto insieme a loro per trovare e spingere in modo sinergico la stessa cosa. Le altre erano per te, Luciano, se volevi. Però avendo la memoria di un pesce rosso, Luca, devo chiederti... una battuta sul perché è più sicuro i servizi cloud e soprattutto il tema della rete, che è un tema amplissimo. Certo. Allora, per quanto riguarda la sicurezza ci sono 3 elementi per cui è più sicuro, scendo strettamente nel tecnico su questo. Il primo è una questione infrastrutturale, ossia e se qui confrontiamo servizi, sia servizi on-premise, che quindi il server che può essere tenuto presso le infrastrutture, con un server tenuto presso un data center. Partendo da quelle che sono le infrastrutture, per esempio dei circuiti antincendio presenti attualmente nei data center, che garantiscono in caso di malfunzionamento o che qualcosa vada storto, di riuscire a bloccare il fuoco o eventuali fuoriuscite, alla prevenzione e alla possibilità di poter avere aggiornamenti costanti su quelle che sono le infrastrutture. La differenza sostanziale in questo caso è che nel caso di rottura, per esempio, dell'hardware nei sistemi on-premise si ha l'interruzione di erogazione del servizio. Nel caso di un'interruzione all'interno di una infrastruttura cloud, quindi se si dovesse rompere, per capirci, un disco, nel caso dell'infrastruttura on-premise, 5-6 dischi che si rompono bloccano l'erogazione del servizio, in un sistema in cloud questo non impatta in nessuna maniera. L'ultimo aspetto è il rapporto costi-benefici. Un'infrastruttura on-premise, per quanto sembri che possa essere nel lungo periodo più economica, è un'infrastruttura che ha dei costi molto più alti, proprio perché non ha lo stesso identico livello di densità. Aggiungo una componente poi di sostenibilità. Il costo di erogazione del CO2 che ha un'infrastruttura on-premise o che hanno sistemi non qualificati è molto più alto come impatto ambientale rispetto a quello che ha il cloud in questo momento, proprio per la capacità di condensare e di addensare all'interno delle infrastrutture. Per quanto riguarda invece la connettività e l'erogazione dei sistemi in cloud, allora esiste un limite ovvio che è nell'upload verso i sistemi in cloud, ossia se io devo effettuare una migrazione dall'on-premise verso un sistema in cloud, io devo inviare questi dati. Quindi se la mia banda in connettività non è sufficiente, ci impiegherò un tempo molto più alto. Esistono tuttavia tantissimi workaround che sia i provider sia i fornitori di servizi mettono in campo per evitare queste tipologie di problemi, quindi dalle migrazioni asincrone, piuttosto che a volte quando si tratta di moli di dati molto alte anche all'invio dei dati in box, piuttosto che altre soluzioni. Nella stragrande maggioranza dei casi la migrazione in cloud con i sistemi di connettività attualmente presenti è possibile. La parte critica è ovviamente la fase iniziale di migrazione e di upload dei dati. Il consumo successivo invece dei sistemi in cloud è, come potete vedere in questo momento, visto che Zoom è in cloud, l'operazione sta avvenendo da dei server, è assolutamente lineare qualsiasi sia il tipo di connettività che è stato utilizzato. Va bene Luca, vado io, vai tu? Vai. Ok, allora c'è una domanda che in buona sostanza chiede se la fibra è un requisito vincolante per la domanda o seppure un comune con una connessione ADSL può comunque partecipare al finanziamento. Non è un requisito, avere la fibra non è un requisito, è sicuramente favorito nel momento in cui deve fare la migrazione, però non è un requisito. Impiegherà un pochino di più a fare la migrazione, tutto qui. Certo.
essendo i servizi da migrare gestiti da una software house, è possibile appartare la fornitura del servizio alla medesima con affidamento diretto? Quali sono i vincoli in tema di rotazione da dover tenere in considerazione? Questa mi sembra una domanda un po' più di carattere amministrativo. Sì, non sono sicuro poi di avere capito fino in fondo se intendiamo rotazione, la logica poi di rotazione dei fornitori o meno, però direi che... Sì. Però direi, come diceva Antonino, che sicuramente è più amministrativa, cioè il principio base che mi appoggerei è quello che dicevo prima, cioè noi con questa parte di avvisi su PNRR non stiamo cambiando la logica evidentemente degli appalti, c'è Consip che ha messo a disposizione una serie di cose e in collaborazione con Consip, ad esempio, si è riusciti a innalzare ai 139.000 euro che conoscete la soglia degli affidamenti diretti, poi ci sono tutta una serie di iniziative che quindi Consip ha messo a disposizione d'accordi quadro, al MEPA e via dicendo, e quindi quello è il punto di riferimento, non è che questa iniziativa cambia questa logica. Sul tema della rotazione poi magari ci entriamo un po' più in dettaglio e ricordo anche qua il mio suggerimento è su cose molto puntuali amministrative esiste un servizio di helpdesk che è quello poi titolato, perché siamo in un mondo di pubblica amministrazione, a dare delle risposte puntuali, quindi l'invito è entrate nell'area privata, non quella pubblica come comuni, perché in quel modo vengono protocollate le relative domande. I tempi di risposta attualmente, a quanto ci risulta, sono molto buoni. La qualità delle risposte dipende dalla domanda, è positiva, ma c'è anche la possibilità di, evidentemente, di risottomettere la stessa domanda se la prima risposta non fosse per voi chiaro che cosa. Quindi questo ci aiuta su due fronti, non solo nell'avere una risposta formale che può dare solo la nostra unità amministrativa su cose di questo tipo, ma anche mettere a fattor comune queste risposte nelle FAQ, perché noi ogni X settimana aggiorniamo le FAQ e quindi giustamente la domanda del comune X del Veneto magari può essere utile a quello dell'Emilia Romagna che nelle FAQ trova queste risposte. Anzi, so che è un po' un'attività dispendiosa, però alcune delle domande che ho trovato qua nella chat trovate tranquillamente già le risposte nella FAQ, quindi se ogni tanto, non perché, ma se ogni tanto gli date un'occhiata una volta a settimana in modo veloce, trovate, sono catalogate anche abbastanza in modo direi più che chiaro, quindi trovate un po' di risposte. Ne approfitto perché avevo visto anch'io una domanda, così mi porta avanti, che si ricollega a una cosa che aveva detto a Luciano, cioè una volta che è stata sottoposta diciamo la candidatura con determinati servizi, se durante il percorso ci si accorge che non è quello che si riesce a realizzare, non c'è possibilità di richiedere una modifica nel percorso. Quindi si rientra in quello che diceva prima Luciano, quindi che poi deve andare a scadere o rinunciare a quella che è il decreto finanziamento ottenuto e risottometterlo successivamente, ovviamente se siamo nei tempi e nella disponibilità dei fondi e relativa cosa. Si chiede conferma che si possa accedere al finanziamento anche con un progetto collaudato dopo la data indicata del 1° febbraio 2020, ossia che la messa in esercizio del sistema in cloud qualificato è con data verbale e termina attività dopo 1/2/2020. Rispondo io, Marco? Come vuoi, cioè io credo che la domanda sia, ovviamente la data è quella lì, no? Io credo che la domanda sottostante sia cosa qualifica se io l'avvio o la collaudo finale di quell'attività, no? Entrambe. Quindi se è stato concluso dopo il 1° febbraio 2020, quindi c'è il verbale, oppure è stata avviata dopo il 1° febbraio, in entrambi i casi, diciamo, è compreso dentro il finanziamento. Importante è che sia stato, non ci sia un doppio finanziamento, quindi che i fondi utilizzati non vengano da altri finanziamenti. Quindi scusa Luciano, la riformulo solo per sicurezza e chiarezza. Quindi se io ho avviato questo progetto a dicembre 2019, ok? Ma l'ho collaudato a marzo 2020, va bene, giusto? Rientro. Esattamente. Grazie Luciano, così.
Okay. Buongiorno, se l'ente vuole mettere in cloud l'archivio di deposito, i costi di scansione sono coperti dal PNRR? I costi di scansione si intendono i costi di dematerializzazione. I costi di dematerializzazione non vengono coperti perché non si tratta di una migrazione di infrastruttura ICT verso il cloud. Un'altra domanda amministrativa, le somme che verranno... Scusa Luca, cioè, chiarisco perché secondo me era importante chiarire quest'ultima, no? È chiaro che i costi di materializzazione come progetto non sono finanziabili, ma se io faccio un progetto che quel servizio lo porto in cloud, okay? E quindi ho risposto effettivamente. Per far questo però devo dematerializzare alcuni documenti, posso usare i soldi che eventualmente ho risparmiato, perché magari vengo finanziato per 100, ne spendo 70, i 30 posso usarli per dematerializzare la carta che mi è rimasta? Questo lo lascio a Marco con quello che è la rendicontazione e il rendicontabile, quindi Sì. con quello che avviene successivamente. Allora, la risposta è no, nel senso che il PNR, come abbiamo detto più volte, non copre costi di digitalizzazione degli archivi. Okay? Quindi all'interno di quel finanziamento che il PNR concede in logica forfettaria, quindi gli X mila euro, quel tipo di attività non può essere gestita partendo da una cosa che non è già digitale, no? Quindi dal punto di vista di risposta è se è già stato digitalizzato o siamo anche arrivati a situazioni basiche come erano i PDF piuttosto che gli Excel, piuttosto che cose che qui non sono vere e proprie cartacee, è diverso. Ma se io devo all'interno del mio finanziamento forfettario coprire anche quella parte di attività, nella logica del PNRR non può essere incluso questo tipo di attività. Cose diverse immagino che sia che siccome il PNRR ripeto, a una scadenza e a delle tempistiche davanti, che il singolo comune proceda con i suoi fondi a farsi la dematerializzazione e poi la migrazione in cloud di una cosa, però quella è una parte diversa, no? Che è la valutazione del comune all'interno dei suoi fondi e poi utilizza quelli cloud per fare la migrazione. Quindi spero di essere stato più chiaro e cosa copre il PNR e cosa può coprire o meno. Le somme che verranno trasferite dovranno essere vincolate anche in termini di cassa o hanno solo un vincolo per competenza? Presumo che il costo della migrazione sia inferiore al contributo assegnato. Nei futuri utilizzi delle somme assegnate devono sempre indicare il CUP fino all'esaurimento delle somme? Allora, vado io Luciano, qua rivale la solita logica che è quella della semplificazione che questi avvisi hanno voluto portare sia nel processo di adesione sia nel processo di rendicontazione, che è una logica, come abbiamo detto, forfettaria, che ormai avrete capito. Quindi la logica forfettaria cosa prevede? Prevede che l'erogazione del finanziamento avvenga al raggiungimento dell'obiettivo, quindi alla dichiarazione che farà ho raggiunto quell'obiettivo. A quel punto vengono finanziati, quindi viene erogato il finanziamento, non c'è come in altre iniziative anche recenti, una rendicontazione o non viene richiesta dal PNRR una rendicontazione puntuale per cui se ti ho dato 10.000 mi devi dimostrare con le fatture che hai speso 10.000. Non è questo nel modo pratico, noi riforneremo 10.000 perché per noi è stato raggiunto l'obiettivo, ovviamente faremo i controlli del caso sul raggiungimento dell'obiettivo, alcune cose già sono molto più scontate, no? Vedi i servizi di pago PA che non c'entra questo avviso, però si verifica come è scritto dall'avviso se è stata fatta la transazione. Poi questi fondi che sono entrati all'interno del comune entrano nella logica contabile di gestione del comune e quindi, come anche in un webinar recente ha detto il nostro ministro, evidentemente se quel comune è più efficiente è riuscito a spendere meno, all'interno di quello che è la sua contabilità e quindi il relativo mondo gestirà questo, chiamiamolo avanzo, nei modi più opportuni, nei modi... Noi non chiederemo come PNRR la verifica di questa cosa. Scusami, quindi aggiungo questo per ulteriore elemento di chiarezza, quindi nel contratto che dovrà in qualche modo concludere l'ente per approvvigionare le attività necessarie, questo contratto non necessariamente deve coprire l'intero importo. Noi non chiederemo la verifica di quel contratto, quindi noi verificheremo che la migrazione in cloud è stata fatta,
che il sito web, se fosse il servizio al cittadino, è stato messo su, che i servizi su PagoPA hanno fatto una transazione, e non chiederemo poi che il relativo verifica di qual è l'accordo con il fornitore, quanto sta pagando, qual è il fornitore, perché è una rendicontazione, come abbiamo sempre detto e confermiamo, semplificata, che non arriva a quel dettaglio. Poi dopo si entra, e qua lo dico sempre in modo chiaro, nelle contabilità dei comuni, nelle unioni comuni, perché poi ci sono le comunità montane, ognuno ha le sue tipologie, e ovviamente poi lì si entra più nella contabilità specifica del comune che riceve quel finanziamento, e in logica appalto ne gira un X, gira tutti, o come fa da quel punto di vista. Siamo un po' fuori orario, però abbiamo ancora un po' di domande. Magari velocizziamo un po' di risposte. Domanda per Luciano. La migrazione da un SaaS qualificato a un altro SaaS qualificato che garantisce maggiori integrazioni con PagoPA ed altri sistemi e quindi innalza il livello di informatizzazione e servizi, può essere incluso o no? E la risposta è quella che si diceva prima, che è un no, perché la migrazione dell'1.2 sono migrazioni infrastrutturali e non applicative. Quindi se migliora l'applicazione, purtroppo non è compreso. È compreso solo ciò che va a migliorare la componente infrastrutturale. È prevista la migrazione di un file server contenenti documenti di Office Automation? Tutto ciò che è un sistema ICT e che comprende una migrazione verso il cloud infrastrutturale è compreso all'interno dell'1.2. Vado io, Antonio, così. Fatto salvo l'invarianza dell'importo finanziato concesso al lato della domanda, a parità di numero complessivo di servizi migrati durante il periodo di realizzazione, è possibile chiedere una variazione della tipologia dei servizi da migrare? No, lo dicevo prima, no, non si può fare una variazione durante il percorso, bisogna rinunciare se hai già ottenuto il finanziamento e poi... In caso la variazione non di numero, di tipologia di servizio, cioè se... No, non si può. No. Aggiornamento di sicurezza di applicazioni in cloud che prevede l'opzione replatforming può essere ricondotta in un'applicazione on-premise o IaaS o PaaS da migrare in SaaS, che prevede poche modifiche sul codice applicativo, ossia limitata all'architettura applicativa per la messa in sicurezza del back-end e dataset degli archivi, in modo da sfruttare i benefici. Io me la sono persa questa, non l'ho capita. Sì, lo può fare. La risposta è sì. La risposta è sì. Okay. Perfetto. Come facciamo? Prendiamo le ultime due, poi dopo come sempre le raccogliamo così. Le ultime due perché poi c'era anche la conclusione di Delfo. Come vengono gestite le unioni dei comuni? Le unioni dei comuni dipende cosa significa la domanda, nel senso che anche qua entriamo in un mondo, cioè torno alla solita logica, ma non perché voglia stare alto, perché dipende, ci sono unioni dei comuni molto diverse, ci sono i comuni che hanno accentrato i servizi, ci sono unioni comuni che lavorano su altri livelli. Torno alla parte basica e poi rinvito chi ha fatto la domanda a contattarmi. Ho messo l'email in modo privato, così ci entriamo in modo più in dettaglio. La domanda è: soggetto attuatore di questi avvisi sono i comuni e quindi non l'unione dei comuni in questo momento. Quindi è il comune che fa l'adesione, è il comune che ottiene il relativo finanziamento ed è il comune che quel finanziamento lo investe. Poi l'unione dei comuni, e chiudo, veramente dipende dai singoli servizi, perché parliamo di chi è il titolare del credito, l'unione o cotitolare, chi è il titolare del dato, l'unione o anche cotitolari col comune secondo GDPR, quindi invito chi ha fatto la domanda, anzi volentieri, perché poi con l'unione comuni su alcuni territori evidentemente c'è una forte importanza e presenza e quindi insomma vogliamo sicuramente chiarire al meglio questa cosa il più breve tempo possibile. Insomma. C'è una domanda alla società in aula spiegate prima. Se uno dei 95 servizi individuati da voi è erogato dagli uffici preposti tramite l'utilizzo di più sistemi informativi on-premise, devono essere migrati tutti in cloud o solo il sistema informativo principale, per esempio il gestionale? La migrazione è una full migration, quindi tutti i servizi che afferiscono a tutti i sistemi che afferiscono a quel servizio lì devono essere migrati. Tutti, quindi rispondiamo alla domanda. Perfetto, io direi che ci fermiamo qui perché abbiamo un po' raggiunto il limite di tempo che ci siamo dati con i colleghi anche del Dipartimento. Lascerei la parola, non so se di sintesi o al dottor Borgo, che non ha un compito facile, quindi a te Idelfo, e ricordo che il prossimo appuntamento è lunedì 23 sul tema PagoPA, Speed e la Pio. A te Idelfo. Come al solito il tempo è sempre tiranno, ma questo è anche
il motivo anche di interesse anche di questi webinar, che vedo che anche oggi, insomma, eravamo molto frequentato, diciamo, no? E anche con parecchie domande. Io riassumo solamente anche su un concetto fondamentale che riparto in realtà poi da una chiosa che ha fatto anche il nostro assessore nei saluti dell'incontro precedente, no? In cui si partiva dal concetto che tutto quello che noi stiamo facendo in questo percorso è proprio l'idea che non si deve solamente spendere i soldi, ma si deve spendere i soldi bene, soprattutto per migliorare la qualità dei servizi al cittadino. Ecco, quindi il senso anche di alcune domande che io vedevo, no? Su alcune ne prendo qualcuno che sono state risposte, ad esempio, posso io migrare se gestisco un servizio con fogli Excel e lo migro nel cloud? Sto migrando il servizio, sto rispondendo al bando. Ma posso dire, probabilmente posso anche tentare di rispondere, ma il concetto finale che noi vogliamo arrivare è che in realtà, in questo modo, in realtà io non sto migliorando il servizio, la qualità di vita al cittadino, perché non permetto al cittadino di accedere al servizio finale vero e proprio. Perché poi il servizio non è solamente gestire, ad esempio, un asilo nido con fogli Excel. Io non permetterò mai a un cittadino di fare il pagamento, di chiedere la domanda di servizi. Mi sarà migliorato probabilmente la vita a me come dipendente del comune, perché me lo sono portato con i servizi in cloud, ma non ho certamente migliorato la qualità della vita del cittadino. Ecco, quindi l'idea di puntare proprio in tutto questo lavoro che stiamo facendo e dello sforzo che stiamo facendo anche noi come Regione Veneto, sia con questa formazione che faremo, ma anche col fatto che metteremo anche a disposizione degli sportelli, cercheremo anche di aiutare anche i comuni nel cercare di trovare delle soluzioni standard che permettono di raggiungere, di migliorare il miglioramento della qualità dei servizi ai cittadini. Ecco, questo è l'obiettivo fondamentale che dobbiamo puntare per cercare di spendere bene quei soldi che effettivamente il PNRR mette a disposizione. Quindi ringrazio di nuovo sia Chiara, Luciana e anche Marco che ci hanno aiutato e supportato in questa giornata di formazione, e ci rivediamo, come diceva Luca, lunedì prossimo, il 23 per la giornata sui pagamenti. Poi ricordo che c'è anche la giornata il venerdì 27 dedicata ai portali e ai servizi internet. Grazie ancora a tutti. Grazie a voi. Risponderemo alle altre domande che abbiamo ancora da rispondere. Buona giornata a tutti. Grazie mille, buona giornata. Ciao a tutti.